Sulla recente ondata di maltempo che ha provocato tra l'altro allagamento di campi coltivati, distruzione di colture, evacuazione di famiglie, intervengono i consiglieri regionali del Rossomori Emilio Usula e Paolo Zedda, che stamattina hanno presentato un'interrogazione urgente al Presidente della Regione Francesco Pigliaru. I consiglieri regionali di opposizione sottolineano come le piogge degli ultimi giorni abbiano provocato danni ingenti alle comunità e alle aziende agricole dell'isola. I casi più gravi sono verificati in Ogliastra, Baronia, Gallura e nella Barbagia di Nuoro. I consiglieri rossomori sottolineano come si tratti di una situazione di emergenza che va affrontata immediatamente. Serve una stima dei danni e un intervento di sostegno alle comunità colpite. In numerosi paesi della Sardegna centro-orientale i danni provocati dal nubifragio del 19 dicembre sono rilevanti, sottolineano Usula e Zedda. Il comune di Villagrande ha già deliberato la richiesta dello stato di calamità naturale per le condizioni della viabilità rurale. Ad Orgali in un sol giorno è caduta una quantità d'acqua pari a quella che si registra in un anno. Secondo i rossomori si tratta di una situazione eccezionale che va affrontata senza indugi. I danni non riguardano solo le aziende agricole, proseguono i due esponenti dei rossomori. Il ciclone extratropicale ha provocato disagi anche ai pescatori della costa orientale. Sta al presidente Pigliaru, che in questo momento ha anche l'interim dell'agricoltura, per disporre in tempi rapidi tutte le azioni per ricostruire l'esatta entità dei danni e provvedere agli interventi di ristoro per agricoltori, pescatori e imprese.